Sono 38 le parrocchie dell'Arcidiocesi di Agrigento che hanno aderito alla campagna di vaccinazione straordinaria per la fascia di età 69-79 anni, da realizzarsi il prossimo 3 aprile, sabato santo. Le parrocchie hanno messo a disposizione i loro locali, accogliendo l'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Regione Siciliana, in persona dell'assessore alla sanità Razza, e la Conferenza Episcopale Siciliana, rappresentata da Monsignor Cristina. Alle parrocchie è stata chiesta la disponibilità dei locali ed è stato affidato ai parroci il compito di individuare fino a 100 persone nella fascia di età sopra indicata. Ogni parrocchia troverà le modalità migliori per avvisare i propri parrocchiani e invitarli a prenotarsi negli orari e nei giorni che verranno indicati. Tra queste la parrocchia dell'Immacolata. Le operazioni di vaccinazione inizieranno alle 8 e si concluderanno alle ore 18. A 3 mesi dalla inoculazione delle medesime dosi verrà somministrato il vaccino di richiamo. Ad Agrigento le parrocchie interessate sono quelle di San Gregorio, San Cuore di Gesù, San Giuseppe, Beata Maria Vergine della Provvidenza, Santa Gemma, San Gerlando Oratorio, San Leone, Beata Maria Vergine dell'Immacolata, Santa Maria della Pietà, le altre distribuite nei vari comuni della provincia. Ma penso che sia doveroso offrire disponibilità di dove è possibile, evidentemente, no? Ecco, questa iniziativa che coinvolge sia la Regione Siciliana, con la Società della Sanità, anche in collaborazione anche con la CESI, la Conferenza Episcopale Siciliana, penso che sia veramente come un dono che riceviamo e offriamo. Bene, un servizio come tanti altri. Ecco, lo viviamo anche in questa prossimità pasquale. Già il Sabato Santo dice soprattutto speranza, non è tutto finito, no? Tutto ricomincia, no? E quindi ci auguriamo che questo passaggio sia un passaggio anche di risurrezione di vita e di apertura alla grazia di Dio, perché alla fine il Signore ha su di noi il progetto di pace, non di sventura. Dio non vuole sventura, perché è Padre e ci viene incontro. Bene, anche se qualche volta noi siamo un pochino testardi e non sempre siamo disponibili a quando pensiamo di dare lezione a Dio più che ricevere da un padre. Ci coglie l'obbedienza e ci offriamo. Bene, e spero di avere anche tante disponibilità anche dei laici, perché c'è bisogno di qualcuno che aiuti, no, ad accogliere, ecco, a sistemare un po' le cose, per quello che c'è. Ma io penso, sono fiducioso da questo punto di vista. Il legato è sempre operativo, no? E quindi dinanzi al motivo di carità si dona. Una bella iniziativa sicuramente da ripetere anche nel tempo, e facciamo anche un appello ai tanti che vogliono aderire all'iniziativa. Sì, certamente, noi certamente non possiamo, l'arco di età va dal 69 al 79 anni e certamente non i soggetti fragili, no? E quindi offriremo man mano che si vanno prenotando le persone, devono portare per la prenotazione la tessera sanitaria, anche il numero di telefono, in modo da cogliere un po' tutti i dati necessari. E poi daremo anche loro già alla prenotazione l'orario di accoglienza quando dovranno ricevere il vaccino. Ma sempre tutto il sabato santo, dalla mattina alle 8 alla sera alle 18. E questo è l'arco di tempo che mettiamo a disposizione, perché poi ci sono le celebrazioni del sabato santo, quindi ecco, da questo punto di vista siamo anche liberi di poter offrire questo servizio e poi celebrare la Pasqua. Don Giuseppe, una Pasqua anche quest'anno purtroppo triste. Ma la Pasqua non è mai triste. Per via del Covid, sì, ovviamente, è chiaro, sì, perché sì, la Pasqua è un momento di festa, di gioia, di resurrezione, certo, per i cattolici, ma certo, dovuto al Covid le restrizioni non ci permettono di seguirlo come gli altri anni. Ma questo dipende un po' da noi, per quanto possibile, però direi che Pasqua è sempre Pasqua, è sempre questo passaggio, no? Ecco, da un modo di vivere a un altro modo di vivere, una vita nuova dovrebbe, non è soltanto fisica, ma soprattutto spirituale. Dobbiamo tornare al Signore e sentirci amati da Lui e permettere a Dio di amarci e di manifestarci questo amore, soprattutto nella dimensione della confessione, dell'Eucaristia. Ecco, la Pasqua è Pasqua, e la Pasqua è una lotta tra la morte e la vita vince, come l'amore vince sempre.